Terminata Cus Palermo contro Barcellona Futsal, oggi una partita non importante, di più importantissima. Siamo qui con Filippo Leto che ci ha raggiunto nella zona interviste. Raccontaci la tua partita e soprattutto l'importanza di questi 3 punti. Ma oggi è stata una partita forse una delle più brutte che abbiamo fatto, confronto alle ultime partite, però l'importante oggi era vincere. Anche se magari giochi male e vinci, molte volte è meglio di giocare bene e perdere, come è successo nelle partite passate. Era molto importante vincere oggi perché agganciavamo loro stessi in Barcellona e niente, cerchiamo di almeno arrivare all'obiettivo di fare i play-out e provare a farli dentro casa. Assolutamente, oggi l'importante perché era uno scontro diretto, adesso vi trovate terzultimi, però questa partita anche da un punto di vista morale vi può aiutare tanto. Sì, come dicevo poco fa, l'importante era vincere, soprattutto per il morale, perché venivamo da un po' di partite giocate bene con squadre che lottano per vincere e sono arrivati solo risultati negativi. Oggi magari giocando un po' male sono arrivati finalmente questi 3 punti che comunque ci servono per tirare su il morale. Assolutamente. Prossimi impegni, due partite abbastanza toste, però darete il tutto per tutto per... Sì, la prossima riposiamo, si ferma il campionato, poi c'è l'Alcamo, che è anche l'altra pretendente per agganciare questi play-out. E niente. Ora cercheremo di allenarci bene questa settimana e cerchiamo di portare a casa più punti possibile. Gianmario Fuschi è arrivato anche lui in zona interviste, lo accogliamo e gli facciamo anche qualche domanda. È terminata Cus Palermo contro Barcellona, è un gol che arriva, una vittoria che arriva molto sofferta. Quell'ultimo gol, il gol del 5-3, è molto importante nei minuti finali perché Guarino la tiene lì vicino al calcio d'angolo, vicino alla bandierina, poi sempre il compagno e timbrate l'ultimo gol di questa partita, però quello più importante fondamentalmente che vi fa stare un po' più sereni nel finale di gara. Buonasera a tutti, intanto grazie. Sapevamo l'importanza di questa partita e tutta la settimana abbiamo lavorato cercando di vincerla in qualsiasi modo, come diceva il mio compagno Cifetto, che noi chiamiamo Cifetto. Ed è importante vincerla e il gol di Mirko arriva proprio all'ultimo in modo che mette sigillo a questa vittoria. Sicuramente è importante per noi. Assolutamente, una bella partita, forse un primo tempo giocato con ritmi un pochettino più alti, forse un secondo tempo invece dove sono placati i ritmi è mancato forse un pizzico di intensità che vi avrebbe permesso di congelare forse la partita prima, anche se come abbiamo detto era una partita importante, quindi dove i nervi erano molto saldi perché diciamo che era uno scontro diretto, quindi anche il fattore campo, il fattore emozione può aver inciso tanto in questa partita. È una cosa che ci portiamo credo da un paio di mesi, cioè rientriamo nel secondo tempo e rientriamo un pochettino scarichi e questa cosa la paghiamo. Alcune volte bisogna entrare un po' più con grinta e con tanto cuore e magari il secondo tempo lo fai magari migliore del primo, invece certe volte entriamo un po' mollacchi, come dico io, e quindi magari poi viene tutto un po' in salita, ma alla fine poi ce l'abbiamo fatta ed è importante per la prospettiva in futuro di cercare di fare gli altri. Assolutamente, poi come diciamo adesso c'è la sosta, quindi avete forse quella settimana in più per quelle forze fresche che vi possono aiutare, poi darete il tutto per tutto all in per queste 2 ultime partite di stagione in cui vi giocate praticamente la salvezza in Serie B, con ovviamente l'augurio che il prossimo anno si faccia ancora meglio rispetto a questo. Mi auguro le ultime parole che il prossimo anno restiamo in questa categoria, ci proveremo fino all'ultimo. Ora metteremo un po' di carica, visto che c'è questa sosta, e poi affronteremo partita per partita cercando di fare il meglio possibile per poter salvare questo bus da questa categoria.